Buongiorno e benvenuti al Meteo di Che Tempo Fa. Diamo ora un'occhiata alla situazione di domani sulla nostra penisola. Dunque, al pari della settimana scorsa, il primo elemento a cui porre attenzione è questa sacca di maltempo proveniente dal centro Europa che si stabilizza al di sotto delle Alpi e porta maltempo dal Piemonte al Veneto. A differenza della settimana scorsa, sul Friuli Venezia Giulia e sulla Laguna Veneta invece il maltempo va diradandosi. Ciò che caratterizza l'intera dorsale appenninica è un clima piuttosto temperato, con minime piuttosto basse rispetto alle medie stagionali, dunque 9-10 gradi. Laddove arrivati al sud le temperature si innalzano, ma si innalzano nel senso che le minime superano di circa 4 gradi il resto della penisola, laddove le massime rimangono stabili sulle stesse medie di Lazio e Abruzzo. Al pari della settimana scorsa abbiamo sia su Sicilia sia su Sardegna tempo stabilmente soleggiato e massime non elevatissime, circa 27 gradi. Ma perché queste massime al sud non si innalzano di molto? Lo vediamo subito. Il vento di scirocco proveniente dall'Africa manca del tutto, laddove la penisola è spazzata da un forte vento di maestrale che arriva da nord-ovest. Mossi tutti i mari ad eccezione di Adriatico settentrionale e Adriatico centrale. Vi ringraziamo per la cortese attenzione e ci rivediamo domani. Arrivederci.